Ben ritrovate cattoliche dintorni. Costruire alleanze tra il mondo del lavoro e la progettazione pedagogica per rispondere alle sfide di nuovi bisogni educativi e formativi. È stato questo il principale obiettivo del seminario Sogni e Bisogni. Vediamo insieme il servizio. Professor Malavasi, perché iscriversi a una laurea magistrale in progettazione pedagogica e formazione delle risorse umane? Il corso di laurea magistrale in progettazione pedagogica è diventato un laboratorio di incontro, di scambio, di reciprocità tra mondo del lavoro, mondo delle professioni e ricerca, formazione. È diventato il luogo dove sperimentare vie innovative, dove raccogliere la sfida del cambiamento per generare risposte di senso che aprono al futuro. Dottor Zanolini, che tipo di identità professionali richiede il territorio bresciano, in modo particolare quello aziendale in cui lei opera? Devo dire che sempre di più diventa prezioso il contributo che dei giovani possono portare nell'ambito dei servizi per l'orientamento al lavoro. Si generano queste opportunità dove i giovani che vengono da questi percorsi formativi hanno l'occasione di esprimersi e di ritagliarsi dei nuovi spazi che richiedono sempre di più questa capacità di progettazione, di creatività alla quale le aziende normalmente non sono abituate. Ci sono già dei progetti in atto o in fieri con la laurea magistrale in progettazione pedagogica e Apindustria? Non ancora, però auspico che con il prossimo anno anche noi tenderemo prima di tutto a fare un percorso di sensibilizzazione da parte delle imprese e degli imprenditori sull'importanza di questi processi di collaborazione col mondo dell'università e di accoglienza dei giovani all'interno delle aziende. Dottoressa Marchetti, che tipo di collaborazione c'è fra la vostra cooperativa, la Vela e l'Università Cattolica? Una collaborazione che ha visto la scelta della nostra cooperativa di dare un contributo che ha portato a una borsa di studio e per trovare delle soluzioni insieme di strategie progettuali che vedano l'incontro tra il mondo del sociale col mondo della comunità, del profit e delle imprese che possono concorrere insieme a noi all'università a trovare nuove risposte per le situazioni sia di agio che di disagio di cui noi ci occupiamo. Che tipo di impiego può trovare un laureato in progettazione pedagogica nella realtà in cui lei opera? Da noi possono trovare un lavoro sia come educatori, sia come coordinatori di servizio, ma anche per attività trasversali che sono responsabili della qualità, responsabili rispetto all'attività di fundraising e rispetto all'ambito educativo. Dottor Mascaretti, che tipo di collaborazione c'è fra l'Università Cattolica e il CFP Zanardelli? Sì, c'è una convenzione che permette agli studenti dell'Università Cattolica di svolgere dei periodi di tirocinio o di stage presso le nostre strutture. Poi è in atto una collaborazione anche in una logica di rete per costituire un tavolo di lavoro dove ci sia un confronto tra realtà universitaria, enti di formazione quale il nostro, il mondo del lavoro e altre associazioni anche del volontariato, proprio per ragionare in termini di percorsi formativi, in termini di sviluppi professionali, in termini di inserimenti al lavoro. Sono state individuate già nuove identità professionali riguardo a questo percorso? Ci interessano persone formate che sappiano costruire progetti partendo dalla analisi dei bisogni delle persone, con una particolare capacità però di ascoltare la persona, ascoltare l'azienda, ascoltare anche il territorio se vogliamo, e quindi persone che sappiano essere flessibili, capaci di alzare lo sguardo, trovare soluzioni nuove, uscire dalla routine, perché di questo c'è bisogno oggi di fronte a sfide sempre nuove e che ci impongono continue sperimentazioni e ricerche di idee innovative e progetti sempre diversi. Torna anche quest'anno l'iniziativa Teatro e Letteratura, giunta all'8ª edizione, che ogni anno riscuote notevole successo di pubblico. Vediamo insieme i contenuti proposti quest'anno. Professoressa Lucia Mori, inizia l'8ª edizione di Letteratura e Letterature, un ciclo di conferenze sulla letteratura e il teatro. Il giovedì 31 ottobre sarà il primo incontro. Quali sono le novità di quest'anno? Questo è l'8º anno, comprese le conferenze di quest'anno abbiamo organizzato 60 incontri in questi 8 anni. Sono stati ospiti illustri colleghi che hanno parlato anche più volte. Quest'anno ho chiesto la collaborazione a giovani studiosi
giovani ricercatori che si alterneranno appunto in aula magna, quindi questa direi che è una novità. Ci saranno poi 2 artisti, Luca Micheletti e Lucilla Giagnoni, e poi gli attori che come sempre sono presenti a ciascun incontro. Poi naturalmente la novità sono anche i testi e gli autori. Quali sono i protagonisti di quest'anno? Non ci sono i grandi classici quest'anno, partiamo dal 600, quindi con Molière, Kleist, poi c'è un autore russo che si chiama Aleksandr Ostrovsky dell'800, e poi 2 grandi giganti del Novecento che sono Ionesco e Arthur Miller, e una operazione coraggiosa e credo veramente molto interessante che sarà invece l'adattamento al teatro, quindi la messa in scena di un grande racconto di Franz Kafka che è La Metamorfosi. Cosa vi ha portato a scegliere questi autori? Sicuramente il fatto che sono dei classici, che sono autori che parlano, come dice Goethe, dell'universalmente umano, che mettono a fuoco aspetti dell'uomo, vizi, virtù, debolezze in modo magistrale, quindi sono tutte grandi opere letterarie, e questo è ovviamente per noi sempre un criterio nella scelta all'interno di una stagione che ha una gamma molto ampia di testi e di autori offerti al pubblico. Quanti saranno gli incontri e a chi si rivolgono? Sono 7 incontri quest'anno, si rivolgono come sempre ai nostri studenti, ma anche al pubblico che va poi a teatro e a tutti coloro che sono interessati alla letteratura nel tempo e nello spazio. Professoressa Carlaboroni, ormai da 8 anni continua la felice collaborazione tra il CTB, il Centro Teatrale Bresciano, e l'Università Cattolica. In tutti questi anni come si è arricchito questo legame? La professoressa Mor è stata un filo rosso importantissimo per questa programmazione in tutti questi anni, inoltre non solo per gli incontri dell'Università Cattolica, ma anche per quel che facciamo la mattina agli incontri del CTB. Ogni anno c'è stata appunto questa voglia di trovare all'interno dei nostri programmi e delle nostre produzioni appunto la possibilità di avere degli studiosi, e credo quest'anno con questi giovani si arricchisce molto la programmazione. E ora vi proponiamo una spaventosa rubrica Libri in pillole. Questo è il secondo volume della serie Sorelle Vampiro. Ma chi sono queste sorelle? Daka e Silvania, 2 gemelle mezze vampiro e mezze umane. Sanno volare come Peter Pan, dormono a testa in giù come i pipistrelli, ma provano sentimenti e nutrono sogni come gli esseri umani, in particolare i 12enni, i ragazzi della loro età. Eppure per Daka e Silvania abituarsi alla vita normale delle persone umane è piuttosto difficile. Dormire di notte e vivere di giorno è troppo complicato, e ben presto i loro atteggiamenti ben strambi susciteranno la curiosità di tutti gli abitanti. Questa è un'avventura al dente di Franziska Game. Che cosa stai cercando di prendere? Il mio libro! Il mio libro! È proprio il giorno di Halloween. Monica Anderson non è molto contenta di portare il suo fratellino Pete in giro per le strade a bussare alle porte in cerca di un dolcetto o per fare uno scherzetto. Ma ben presto Monica e Pete busseranno alla porta sbagliata. Sbagliata per loro, giustissima invece per la signora che gli aprirà e gli supplicherà di aiutarla a sconfiggere e a cercare il terribile dottor Scream. Questo è Piccoli brividi, la galleria degli orrori, l'urlo dello scheletro di Stein.
Un libro per bambini e ragazzi, ma con messaggi importanti anche per gli adulti. La protagonista è la vecchia Matilda, che vive sola insieme al suo cane in una casa piena di ricordi. Un bel giorno, inaspettatamente, nel suo salotto spunta un bambino che inizia a farle un sacco di domande sulla sua vita e il suo passato. Matilda così apre il cuore al lettore. Racconterà al bambino del suo grande amore Feather, delle sue delusioni e dei suoi sogni. Questo è Il bambino fantasma di Sonia Hartnett. Anche per oggi noi ci fermiamo qui, vi do appuntamento la prossima settimana alle 20.05 di venerdì. Per chi volesse rivedere i nostri servizi sono disponibili su UCAT. Grazie per essere stati con noi.